Stadio Valentino Mazzola di Gaggi, quarta giornata del campionato di promozione siciliana per il girone C, una vera e propria chiamata alle armi per i giallo-amaranto di mister Camarda, privi di vittorie e successi tra Coppa e campionato in questo inizio complicatissimo di stagione. Schiera un 4-3-3 il tecnico locale di fronte a Vecchio Santitto, Aghero, Di Bartolo e Alaimo, in mediana Cantarella, Mannino e Saglimbeni, tridente composto da Informante, Scalisi e Varrica, direzione di gara affidata al signor Mirko Currò di Messina, coadiuvato da Triolo e Miano di Acireale. Di fronte però le ambizioni del Real Suttano. Allora passiamo alle immagini di questa sfida che si apre al quarto di gioco con il contropiede guidato da Caponetto che apre a destra per Tomaselli. Sul secondo palo c'è tutto solo Sabatini, lo scorge il compagno di squadra Sabatino, manda il pallone all'incrocio dei pali col mancino, vantaggio Real Suttano. Ancora una volta il Caggi che soccombe alla prima vera occasione subita, ma prova a reagire al minuto 24 con la palla in profondità di Santitto per Saglimbeni, che trova la chiusura di Cordato, per poco non trova l'autogol di giornata. 40esimo, ci prova Caronia da distanza siderale, potente il suo destro controllato con lo sguardo all'estremo difensore giall'amaranto. 45esimo, rinvio lungo di Noto, la sfera arriva a Caponetto che manda in profondità Tomaselli, trova la respinta di Vecchio sulla quale si avventa Caponetto e 0-2 Real Suttano. Ancora una volta marcature troppo larghe nella difesa giallo-granata. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Dopo due giri di lancette e Saglimbeni a imbucare per Scalisi che calcia trovando la provvidenziale respinta da parte dell'estremo difensore ospite Noto. Al 55esimo la gran palla di Saglimbeni per Informante che si incuna in area di rigore, lascia andare il destro all'incrocio dei pali. C'è ancora speranza per il Caggi, la prima gioia stagionale per Informante che accorcia le distanze. Un minuto più tardi all'occasione anche per pareggiare la compagine di mister Camarda con Santitto che manda in profondità il bomber Cristian Varrica, due rimbalzi e poi col mancino strozzato in inquadro specchio della porta. 62esimo, dentro Batticciotto per Informante. 7 minuti più tardi tocca a Condorelli in luogo di Mannino, ma il Real Suttano che torna ad offendere con il campanile di Caronia che arriva a Tomaselli al volo, manda sul fondo, percorre un brivido lungo la schiena di Vecchio. 76esimo, touche di Caronia, arriva ancora una volta Tomaselli sul secondo palo, sempre Vecchio. Ultima speranza dentro Franco in luogo di Aghero. Al 78esimo lancio in profondità però per Tomaselli che prova un pallonetto, si spegne sul fondo, ancora una volta lasciato colpevolmente solo il centravanti ospite. Termina così la sfida. Caggi, Real Suttano e già storia. Si impongono gli ospiti per 2-1 al termine della partita. Le dimissioni di mister Camarda. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.